Allora, stiamo parlando del gap salariale uomini-donne, del fatto che appunto è un paese che non agevola le donne, l'occupazione delle donne. Sono attuate diverse politiche che avrebbero dovuto in qualche modo incentivare questo, facilitare, rendere appunto la professionalità e la crescita anche professionale nelle aziende, anche per crescita remunerativa, che è un altro aspetto delle donne, però questo di fatto non è avvenuto. Tante parole, poi nei fatti non c'è nulla. Diventare genitrici, madri, avere dei figli, cioè, sono delle spese incredibili, e a questo si innesca l'altra tematica, lei ne accennava, di politiche per la famiglia, che anche qui si gira sempre intorno, però poi quando si parla di aumentare il reddito dei lavoratori, creare degli scaglioni, meno tassazione, sono famiglie queste. Certo. Quindi anche questa è un'altra questione, che se in famiglia non entrano soldi c'è poco da ipotizzare di aver figli, mantenerli e quant'altro, quindi è un gatto che si morde la coda in pratica. L'altra questione riguardo alle donne è che voi avete aperto a Padova, e qui come coordinatore di tutta la UIL provinciale, uno sportello proprio dedicato alle donne, no? Sì. Di che cosa si tratta? Allora, onori e meriti a chi ha pensato a questa cosa e a chi l'ha creata. Io sono arrivato da 15 giorni a occupare questo ruolo. Ovviamente l'idea è venuta dalla dottoressa Paola Pomarico, in concordia ovviamente con il segretario regionale Roberto Tuigo, che peraltro questi sportelli, questi uffici li sta aprendo anche in altre realtà ovviamente del Veneto, quindi non solo qui a Padova. Di che cosa si tratta? Di offrire gratuitamente un servizio di ascolto, di supporto psicologico e legale, gratuito. Anche legale? Assolutamente sì, a tutte quelle donne che ovviamente subiscono molestie nei luoghi di lavoro, vengono mobbizzate, stalkizzate, ma non solo negli ambiti lavorativi, ma evidentemente anche in famiglia, perché c'è ancora qualcuno, lo dico con ironia, ma un'ironia che sa molto di rabbia da un lato e come dire, di frustrazione. C'è ancora qualcuno che scambia l'amore con quella manifestazione poi di possesso e di violenza verso la donna, verso il mondo femminile. Quindi noi abbiamo pensato di aprire questo sportello, che è stato aperto proprio in occasione della giornata del 25 novembre, no? Contro la violenza alle donne, e confidiamo che sia il luogo dove chiunque può rivolgersi gratuitamente per avere un primo sostegno, intanto di ascolto, che è l'altra grande questione che in questo paese sembra che manchi, no? Tutti parlano ma nessuno ascolta chi ha bisogno, chi deve essere sostentato, chi deve essere capito. Quindi ci sono persone che hanno una Poi ovviamente oltre alla dottoressa Pomarico, che è responsabile del Comitato Pari Opportunità per la UIL di Padova, hanno un ruolo specifico. Evidentemente vi saranno anche persone che hanno specifiche competenze in materia, dallo psicologo a chi poi dovrà curare eventualmente la questione sul piano giurisdizionale, quindi sul piano della denuncia penale, insomma, per capirci qualora ci fossero Voi gli avete estremi. avuto delle segnalazioni importanti per decidervi a fare questo? Assolutamente sì, c'è purtroppo anche nella nostra realtà di Padova e provincia tutta una trama sotterranea che comincia a emergere con fatica, con timore, con preoccupazione da parte del denunciante rispetto a questa situazione, e abbiamo ritenuto opportuno, Roberto Tuigo, segretario generale, ha ritenuto opportuno dare questo impulso a livello provinciale, perché è una cosa che non può e non deve rimanere sotto traccia, ma soprattutto ha necessità urgente di essere ascoltata, capita e indirizzata per trovare denuncia laddove si necessiti l'estrema, no? Cioè dover addirittura denunciare, o comunque far emergere come problema sociale, perché il mobbing, lo stalking, anche negli ambiti di lavoro. Infatti volevo chiedere, ci sono anche situazioni che si verificano negli ambiti di lavoro? Purtroppo sì, in molti ambiti di lavoro permane una concezione del rapporto uomo-donna, datore di lavoro, maestranza, nonostante siamo nel 2021, che ha caratteristiche un po' medievali. Dico un po' perché voglio essere garbato e voglio essere gentile, e siccome le segnalazioni non sono state una o due o tre, ma ne sono arrivate copiose, abbiamo pensato, Tuigo ha pensato, ovviamente poi ha strutturato la cosa prima su Padova, ma contemporaneamente, ripeto, anche altre realtà partiranno in un giro di qualche giorno, ha pensato di strutturare questo servizio a tutto, come dire, vantaggio di chi subisce queste situazioni penalizzanti. Per fare degli esempi, per aiutare anche magari chi ci ascolta, che si può trovare in situazioni un po' difficili, imbarazzanti, perché a me è capitato di trovare delle persone che mi hanno raccontato, delle donne che mi hanno raccontato casi avvenuti nell'ambito dell'azienda, poi tra l'altro con colleghi
anche pericolose, veramente pericolose, sì. che a volte vengono sottovalutate da chi ne è coinvolto, perché dice vabbè, ma vuoi mai che... E i colleghi fanno muro con l'artefice di questo, quindi si trovano veramente degli isolamenti, situazioni di isolamento, però non c'è conoscenza di che cosa è lecito o non è lecito. Poi c'è tanto dopo dirà che è stata una battuta, dirà che è uno scherzo, che me la prendo, però in realtà le parole sono molto pesanti, le intimidazioni, le minacce, le cose. Allora, qual è il limite per aiutare chi ci ascolta, ovviamente, che si trova in situazioni o ha conoscenza di situazioni, di dire guarda, rivolgiti, ti può essere data una consulenza da parte del sindacato, di un legale o quant'altro, in modo che non ti si crei la situazione di dire scapperò dall'azienda, perché alla fin fine poi la persona l'unica soluzione che ha sono le dimissioni, andarsene via. Direi di sì. Allora, facciamo degli esempi. Allora, intanto, come diceva lei, le parole, tutte le parole hanno un peso. Non possiamo confinare una battuta sessista quando non è una battuta, ma è un atteggiamento comportamentale reiterato come battuta. Quando dietro a sei molto carina e far capire che se c'è una gentilezza particolare verso il datore di lavoro, la ricompensa può essere una crescita economica, un avanzamento di carriera o magari una sistemazione all'interno dell'azienda più agevole, beh, questo non ha niente a che vedere con la battuta al bar che si può fare tra amici o tra amiche. Prima osservazione. Seconda osservazione, spesso queste modus operandi passa alla fase successiva quando trova un primo diniego. Qual è la fase successiva? L'isolamento all'interno dell'habitat lavorativo. Un isolamento che ha due facce. Da un lato far sentire addirittura responsabile colei che è stata oggetto di atteggiamento come dire, maleducato da un lato, se lo vogliamo chiamare così, o anche di proprio provocatorio. Dall'altro lato proprio un atteggiamento di esclusione all'interno dell'habitat lavorativo che necessariamente porta a due situazioni. Quando c'è stata manifestazione anche, insomma, che si è reiterata con espressioni molto pesanti, perché anche quella è una violenza, non occorre necessariamente passare a picchiare una persona, evidentemente. C'è appunto, dicevo, l'isolamento da parte di tutti i colleghi che hanno timore che se dovessero sostenere la collega potrebbero patire in qualche misura condizioni di peggioramento della loro condizione lavorativa. E quindi la isolano. E quindi la isolano. Spesso e volentieri la molestia si può concludere qui, è pur sempre una molestia, ha anche questa aspetti penali diversi, ma ce l'ha. Oppure si conclude con le dimissioni, con il licenziamento della signora, della signorina, perché evidentemente non vuole sottostare a queste o altre tentativi di prevaricazione che partono dalla battuta, diventano verbali, spesso si possono spostare anche sul piano non più verbale ma di altra natura. Quindi noi riteniamo che questa sia una cosa che vada denunciata. Quindi dove si va? Perché la persona cosa può fare? La persona cosa può fare? O va direttamente in questura e quindi espone con una querela. Elementi probatori e tutto. Bravissimo. Oppure si rivolge a un centro di ascolto, qual è quello che abbiamo aperto noi, e assieme intanto cerchiamo di configurare se questo modus operandi ha, come dire, caratteristiche che si configurano subito come una violazione e quindi hanno aspetti immediatamente penali, o semplicemente è un atteggiamento che viene definito dal legislatore ancora borderline. Non siamo ancora nella fase della denuncia penale, però sicuramente necessita ascolto per capire il confinamento o lo sconfinamento quando può determinarsi. Quindi di ascolto, di supporto psicologico, perché io penso che mi è capitato anche di recente di parlare con una lavoratrice che da tanto tempo vive queste condizioni che non sono ancora penalmente rilevanti, ma sotto il profilo psicologico sono pesantissime, perché vedersi spostare di mansione quasi ripetutamente, essere messa in condizioni di avere la peggiore stanza dell'ufficio, di evitarle, di farla mandare in mensa quando ci sono gli altri colleghi che stanno con una motivazione la più strampalata perché non abbia contatto con gli altri colleghi, evidentemente un atteggiamento psicologico pesante da sostenere se la durata temporale non è un giorno o 2 giorni, ma si ripete con una frequenza di un mese e mezzo, 2 mesi, 3 mesi. E quindi ascolto, sostegno psicologico, valutazione da parte del legale se questo ha
una caratterizzazione che può anche spingersi con una denuncia ovviamente agli organi preposti per far partire le indagini di conseguenza. Sono sempre poche le persone però che hanno coraggio di alzare la voce, di dirlo, di dichiararlo, di farlo sapere, quindi questo ancor più fa sentire isolato chi capita, no? Le persone, sì, sola, sì, la mosca bianca, chissà perché ho fatto qualcosa, quindi l'autocolpevolizzazione in molti casi. È proprio questo, perché si arriva al punto alle volte non solo da parte di colui che esercita questa pressione di negare il fatto, l'accaduto, il fatto di averlo reiterato, ma addirittura l'autocolpevolezza. In realtà io non ho fatto nulla, è lei che ha avuto atteggiamenti inopportuni, quindi si mescola addirittura o si gira, come si dice, la frittata, quindi c'è una difficoltà da parte ovviamente prevalentemente della donna di subire, di muoversi, di attrezzarsi con una denuncia, perché le conseguenze poi non sono mai o quasi mai o difficilmente a favore immediatamente in una prima istanza di chi ha posposto la denuncia o chi ha detto non ci sto. Generalmente c'è immediatamente un'azione, insomma, pesante. Dopo magari nel lungo periodo trovano contezza della loro denuncia, se è arrivata una denuncia, e trovano anche qualche volta, sottolineo purtroppo solo qualche volta, anche contezza e rispetto da parte del datore di lavoro, che evidentemente non si è comportato come avrebbe dovuto. Questo è molto importante. Nella pubblica amministrazione come sta andando la situazione? Qui ci allacciamo dopo altre problematiche. Sì, allora la pubblica amministrazione in questi ultimi 2 anni è stata investita da un TIR. Il TIR è la pandemia. E in che senso è stata investita? Non tanto per il profilo occupazionale, che quello è stato garantito. È stata investita da un TIR perché in un arco temporale dalla mattina alla sera si è dovuta riorganizzare, e anche qui si è riorganizzata con luci ed ombre. Mi spiego anche qui con degli esempi, ma con dei dati. L'INPS, così come l'INAI, così come gli ispettorati territoriali del lavoro, così come le agenzie fiscali, le dogane, si sono trovati in un arco temporale veramente di 24-48 ore a riposizionarsi e reinventarsi come lavorare da remoto, senza che prima ci fosse una preparazione, una formazione, persino in alcuni casi le strumentazioni informatiche atte e adatte ad esercitare un lavoro da remoto. Tuttavia, ci dice il dottor Pone, direttore regionale dell'INPS per esempio, che nei 15-16 mesi più gravi della pandemia i dipendenti dell'INPS del Veneto hanno lavorato mediamente 10-12 ore al giorno, da sabato e domenica comprese, per far fronte alle richieste di cassa integrazione, NASPI e tutte le problematiche che sono in qualche modo interfacciate a tutta la dimensione pandemica, che è noto ha portato a miliardi di ore di cassa integrazione in un arco temporale brevissimo. Ci sono anche altri attori della pubblica amministrazione che hanno risposto in maniera non sufficiente, ma più che sufficientemente adeguata alle istanze, ma ce ne sono altre che invece non sono riusciti a farlo. Non tanto per lo storytelling che ci raccontiamo sempre, cioè che il pubblico dipendente ha preferito invece che fare lo smart working, fare il divano working, ma semplicemente perché c'erano amministrazioni che non avevano nemmeno né i programmi né strumentazioni. Bravissimo, la strumentazione informatica che potesse sorreggere dalla sera alla mattina una modalità di lavoro che cambiava radicalmente. Lei pensi, noi adesso dovremmo essere in prossimità di firmare il nuovo contratto della pubblica amministrazione, quindi che tra adesso, poco c'è il rinnovo. Sì, da quello che vinco, da quello che capisco, dalle informazioni che attingo a livello nazionale e ovviamente da quello che anch'io leggo come tutti, siamo prossimi al rinnovo del contratto collettivo della pubblica amministrazione per le centralizzate, vuol dire tutti i ministeriali e le ex agenzie fiscali, che adesso sono nel comparto delle centralizzate. È evidente, ed è stato riconosciuto dall'attuale Ministro della Funzione Pubblica, che lo smart working è stato una smart working in una prima istanza molto abborracciato. Le tecnologie usate erano quelle del dipendente che l'aveva a casa, alcune volte addirittura il cellulare se non aveva il computer, la rete di casa, e lì non c'erano orario, cioè quando doveva erogare quel servizio ha cercato di farlo alla meno peggio. Da qui a scambiare, laddove ci sono state delle falle, che sicuramente ci sono state, come negligenza, poca attenzione, poca professionalità, io non lo trovo corretto. Poi, se lei vuole che le dica fino in fondo la mia opinione, il mondo dei furbi c'è in qualsiasi realtà produttiva, certo, una percentuale ci sarà sicuramente anche nella pubblica amministrazione, ma i dati che io ho visto rappresentare di bilancio dell'esercizio del 2000
eventi da parte del dottor Pone sulle ore lavorate, su che cosa ha erogato come servizi l'INPS regionale. Senza dubbio sì, cioè, i problemi sono stati lamentati nei comuni, nelle altre amministrazioni. Torniamo su questo tema perché abbiamo una pubblicità che incombe, gliel'ho buttata là, tra poco.